Dottore Andrea Casadei Gardini, uno dei massimi esperti di HCC. Lo stato dell'arte della terapia contro questo neoplasia. Ma negli ultimi anni diciamo che c'è stata una rivoluzione completa per quanto riguarda le possibilità terapeutiche. Siamo passati dall'avere solo un farmaco che era il sorafenib a diverse opzioni terapeutiche sia in prima che in seconda linea. Quello che è cambiato di più per i nostri pazienti è sicuramente le risposte, la possibilità di downstaging e la possibilità di ritornare a fare trattamenti anche curativi loco-regionali. In più quello che si sta muovendo la letteratura e gli studi futuri è proprio quello di combinare questi nuovi trattamenti terapeutici con le terapie loco-regionali che probabilmente rivoluzioneranno completamente la storia dei nostri pazienti, la storia naturale delle patologie dell'epatocarcinoma.